se Ho no... scritto a Claudio e ho detto, boh, ci vediamo direttamente. Cioè, voi da... A me la signora cerca spiccioli. No, anche in te arriva bene. Io ho sbagliato lavoro, devo fare l'esaurice Delle tasse? Quindi dobbiamo dare Tanti. 25 teste. Però Tanti. Ma ha fatto bene, ti guarda, pagano veramente bene. tutti, eh? Sì, ma finché Tanti. è così, un numero giusto, quando comincia a essere 37, 42 diventa più complicato. Ma avvisiamo per tempo, in modo che uno si porta gli spiccioli. Sì, e quindi... Facciamo Ce la arrotondamento. fai? Vuoi una mano a tenere i soldi? C'erano due bagni all'interno della casa che di solito non ce n'erano anche uno per fuori. Sì. E inoltre poi dietro c'è la palestra, c'era quello che era il garage, quindi veramente è una casa molto, molto bella e molto difficile da trovare. Come dicevo prima, ha uno stile che riprende le case americane, perché come tutti sappiamo Primo ha viaggiato in giro per tutto il mondo, ma soprattutto è stato anche tanto in America, perché era un po' il cuore pulsante, un po' della box. Ma in realtà, appunto, come dicevo prima di arrivare in America lui ha vissuto in Francia ed è proprio lì che in realtà ha iniziato la sua carriera di moto nel mondo della moto. È partito da Sequals che aveva 17 anni nel 1920 e siccome che non aveva da mangiare, perché lui aveva bisogno di mangiare tanto perché era grande, ecco, e a 17 anni nel 1920, il 29 di giugno, è partito e è andato da una zia in Francia, alle Marche, perché lì dice lavoro, ha fatto di tutto, ha fatto il contadino, ha fatto il muratore, il manovale, ha fatto di tutto, gli bastava guadagnare quel tanto per mangiare. È andato. Era proiettato. Progettata 2 giorni, hanno fatto questi 2 ragazzi che già avevano già messo il in America. L'aereo di Carnera col suo fucile da caccia, prego. Non aveva la tocca? No. Poi viene le dimensioni in confronto, manca qua in mezzo ai pezzatori della differenza delle strutture. E si è sposato nella chiesa qua a Cosa di tutto sinistra? Che poi leggevo che lui era figlio di una famiglia molto povera. poverissima, è nato a 400 metri, sì, una famiglia qualunque, perché lui a 15 anni è andato in Francia a lavorare a 15 anni, i fratelli sono andati in America, 2 fratelli, è diventato un nipote, no, perché sono nipote, ed era molto famoso perché faceva le scarpe alla famiglia. E allora mi dire il prossimo mese che abbiamo una cerimonia del terremoto, il centenario. Forse è lei io la cambiamo. Aspetta che risponde e ancora come. Allora spiego, il letto non è il suo, questa è una camera degli ospiti, la sua camera verrà quella non c'è più il letto, sfortunatamente, però perché era molto grande.
semplice. Il bagno, infatti, se lo vedete, piastrelle e lavabo sono anni 70, invece i 3 sanitari sono originali degli anni 30. A 500 metri saranno 5-10 minuti a piedi. Basta andare dritti su per la strada di Vajont, si vede. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Chair horns beneath me, plank boards keep the time. Old chair horns beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how I, it's mine.
next door. Someone left the radio humming low next door. Static porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how I always mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more.